come Chiesa di Treviso nella gioia per la bella notizia che il Santo Padre Benedetto XVI ha provveduto qualche giorno fa alla nomina del nuovo Vescovo nella persona di Sua Eccellenza Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, Arcivescovo titolare di Torcello, segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. 120 giorni dopo l'annuncio del trasferimento di Monsignor Andrea Bruno Mazzucato a Udine, la diocesi di Treviso ha un nuovo vescovo. Si tratta di Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, 65 anni, francescano, trevigiano, originario di San Polo di Piave. Gardin viene da un importante incarico in Vaticano, dove da 4 anni era segretario della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. È già vescovo, nominato nel 2006 a Padova, con preposizione alla diocesi di Torcello. A Treviso era già stato dal 2000 al 2005 nel convento di San Francesco come superiore dell'ordine, poi era passato a Padova dove aveva diretto il Messaggero di Sant'Antonio. Oggi la pubblicazione della nomina di Gardin a vescovo di Treviso, l'annuncio è stato dato proprio dal patriarca di Venezia Angelo Scola, che in questi 4 mesi ha fatto da reggente in occasione della riunione con il clero diocesano per lo scambio dei tradizionali auguri natalizi. Il nuovo vescovo poi ha indirizzato a tutta la diocesi una lettera di saluto ricordando i 4 anni trascorsi al convento di San Francesco a Treviso, un pensiero a tutti i cristiani, le comunità parrocchiali, alle persone anziane, ai giovani, ai sacerdoti e alle autorità con le quali auspica un futuro di collaborazione reciproca. E per chiudere l'incontro, l'augurio per il nuovo incarico di Monsignor Gardin a vescovo arriva proprio dal patriarca. L'augurio che coralmente esprimiamo al nuovo vescovo lo prendiamo dal grande pastore Sant'Agostino, il vescovo di Ippona, con parole semplicissime ma profonde. Commentando il Vangelo di Giovanni, così si rivolge al ministro sacro. Sia l'impegno, il tuo impegno, l'impegno di pascere il gregge del Signore, solo un impegno di amore.